Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo di trappole e queste che sto per farvi vedere sono eccezionali. Come al solito, premessa, le trappole lasciano sempre un po' il tempo che trovano, sono divertenti da giocare nelle lampo. Ripeto, se trovate un giocatore forte che sa come difendersi dalla trappola, spesso poi vi prende in contropiede e finite per giocare una pessima partita. Allora, andiamo a vedere la prima trappola in apertura che si attua con E4 e 5. Chiaramente, come tutte le trappole, deve esserci proprio questa sequenza di mosse. Se non c'è, non si può più fare. Alfiere B5, fin qui siamo all'interno della Ruy Lopez, tutto chiaro. Variante del cavallo in F6, difesa Berlino, arrocco corto, cavallo G4. Questa è interessante, molto aggressiva e qui spesso e volentieri il bianco tende a fare H3 per eliminare questo cavallo da qui. Se qui vi siete chiesti perché non ha catturato il pedone, perché semplicemente sarebbe torre E1 e tutte le varie continuazioni complicatissime che porta a questo tipo di presa. H3 e qui anziché togliere il cavallo H5. Ora, la mossa corretta è non prendere questo cavallo. Si può giocare C3 per fare spazio all'alfiere C2 e sostenere l'avanzata di 4. Si può giocare semplicemente D3. Se si prende questo cavallo, purtroppo si perde la partita. Perché pedone per... Ora c'è il nostro cavallo sotto che siamo costretti o a darglielo, mentre se lo spostiamo, per esempio C1, attenzione che c'è donna H4 e alla prossima si entra o in H2 o in H1 e si perde. Per esempio, se giochiamo F3 per creare una via di fuga, semplicemente c'è il G3 che chiude le vie di fuga e alla prossima c'è matto, inevitabile. Attenzione a questa prima trappola. Andiamo alla trappola numero 2, sempre nell'apertura di re, E4, E5, cavallo F3, cavallo in C6, sempre la nostra Ruy Lopez, guardate quante belle cose che ci offre a 6, questa volta c'è questo tipo di variante A4, alfiere A4, D6, D4, B5, attenzione che qui a volte l'alfiere rischia di rimanere incastrato, ritirata di alfiere in B3, attenzione adesso a queste mosse del nero, cavallo per D4, cavallo per D4, pedone per D4, ora questo pedone non va preso con la donna, altrimenti sono cacchi amare, qui si può giocare per esempio a 4. Se si cattura con la donna, attenzione che c'è C5 e si minaccia la donna si deve spostare e alla prossima si blocca l'alfiere in C4. Se il bianco gioca donna D5 con l'idea di creare un bellissimo matto, attenzione che c'è alfiere 6 che para la posizione, poi sì, il bianco è costretto a dare qualche piccolo scacco, ma la situazione sicuramente non si mette bene, poi c'è C4, prima o poi si chiude qui il tutto, tutta la partita. Poi è chiaro che ragazzi, se si perde un pezzo, in realtà la partita non è finita, però è molto probabile che sarete in svantaggio per tutto il resto del vostro gioco. Andiamo alla terza trappola, la trappola dell'elefante la chiamano, D4, D5, C4 e 6, fin qui tutto tranquillo nella norma, un cavallo C3, cavallo F6, alfiere G5, tutto normalissimo, cavallo in BD7 e ora questa che sembra una mossa così tranquilla e naturale offre spunto a cattura di pedone, cattura di pedone, cattura di cavallo perché questo cavallo è inchiodato. Attenzione che questa era una trappola del nero e noi ci siamo cascati completamente perché c'è cavallo per D5, c'è la donna in presa che la prendiamo, però alfiere B4, qui non abbiamo né più il cavallo né l'alfiere a difendere lo scacco, siamo costretti a mettere davanti la donna, alfiere per donna, scacco, re per alfiere e re per alfiere. Se facciamo le conte ora dei pezzi leggeri, siamo 3 a 2 per il nero, quindi con un grande vantaggio. Questa era fenomenale. Andiamo a vedere la quarta trappola, la penultima di oggi. Qui siamo nella difesa siciliana, si chiama trappola siberiana. Dalla Sicilia alla Siberia è un attimo, ragazzi.
D4, C per D4, C3, questo è un sacrificio per andare in vantaggio di tempi, così il bianco sviluppa anche un cavallo con un tempo gratis. Cavallo C6, cavallo F3, E6, alfiere C4, donna C7, il nero sta disponendo i suoi pezzi in maniera da realizzare un bel trucchetto al rocco. Qui questa sembra buona, alfiere, cavallo B5, però ragazzi lasciate stare questa idea di entrare qui perché donna B8 e niente, il nero non ha problemi. Quindi abbiamo detto arrocco corto del bianco, cavallo F6, ora c'è questo alfiere che è sospeso, quindi deve essere difeso dalla donna, per esempio donna E2 che tiene l'alfiere, attenzione a cavallo G4. Cavallo G4 di per sé non fa nulla, ma ha creato insieme alla donna un attacco di matto su H2, se non fosse che c'è questo cavallo che riesce a tenere il punto. Se ora il bianco gioca H3 volendo scacciare questo cavallo, attenzione alla trappola. Cavallo D4. Ci sono ora varie possibilità. Tolgo la donna, metto la donna in D1, semplicemente cavallo per F3 scacco, catturo di donna e mi dà il matto. Catturo di pedone, mi dà il matto lo stesso. Mi facciamo così, ti tolgo il cavallo, vabbè tu mi prendi la donna con scacco e vabbè chiaramente non c'è neanche da pensare. E qui non ci sono tante possibilità. Se ancora una volta ti catturo il cavallo, c'è sempre il matto in H2. Quindi attenzione a questa trappola che sicuramente vi possono giocare. Ultima trappola per oggi, la trappola di Fajarovic, l'abbiamo già trattata anche diverse volte in questo canale, ma non questa trappola nel particolare. D4, cavallo F6, C4 e 5, questo gambetto che io adoro giocare nelle partite veloci. Chiaramente qui il bianco dice cavoli, lo prendo questo pedone. Cavallo in E4, questa variante è molto aggressiva, solitamente si preferisce metterlo in G4. Cavallo in F3, D6, sacrificio per guadagnare un tempo, e per D6, alfiere per D6, il nero ha un buono sviluppo. Adesso ci sono tante mosse buone, c'è lo sviluppo dell'altro cavallo in D2, c'è semplicemente 3. Se si gioca G3, volendo creare una posizione solida, sempre col fianchetto, seguita dal rocco corto, c'è un serio problema. C'è il sacrificio di cavallo su F2 con attacco doppio, qui direi che il bianco è quasi costretto a catturare di re, ma riesci a vedere qual è il problema di questa mossa? Ti lascio 5 secondi per pensarci. Il problema è che il nero ha questo strumento tattico dello scacco di scoperta. No, qui non è scacco di scoperta, è un attacco di scoperta. Questo è uno scacco a tutti gli effetti. Il re o cattura o si sposta, però ora c'è la donna in difesa e quindi donna per D1 e si è persa la donna. Ripeto ragazzi, questi sono trucchi che si possono giocare nelle partite veloci per divertirvi, anche perché le partite veloci servono per divertirvi, non certamente per imparare. Quindi se volete utilizzarli con cura e chiaramente il vostro avversario deve rispondere esattamente in questo modo, altrimenti non se ne fa nulla. Bene, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Io vi invito a lasciare un like, un commento e noi ci vediamo domani nel prossimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!